Sindaco Risponde, lo spazio di approfondimento dedicato al territorio di Faenza, da questa sera con la possibilità di interagire direttamente in studio con noi, di porre le domande ai nostri ospiti. Vi comunichiamo allora subito le modalità per poterlo fare. Potete mandare una mail a diretta.tele1@d-tv.net oppure potete inviare un SMS al 348 65 80 524 oppure potete telefonare allo 0546 19 76 098. Risponderemo ai vostri quesiti negli ultimi 15 minuti della trasmissione. Vi invitiamo però già a prenotare le vostre chiamate, poi verrete ricontattati naturalmente dagli operatori della nostra redazione. Potete già anche iniziare ad inviare le vostre mail o i vostri messaggi telefonici. Bene, ora invece andiamo ad introdurre i temi di questa puntata, di questa settimana. Diamo il benvenuto ai nostri ospiti, al sindaco di Faenza Giovanni Malpezzi e all'assessore ai lavori pubblici e viabilità Claudia Zivieri. Purtroppo, come noto, il maltempo nelle giornate tra venerdì e sabato ha creato diversi disagi. In alcuni comuni addirittura è stato chiesto lo stato di emergenza e alcuni allagamenti, alcuni danni ci sono stati anche nel territorio di Faenza. Allora, Sindaco, facciamo il punto della situazione su quanto accaduto. Sappiamo che lei stesso, insomma, ha fatto una perlustrazione dell'argine del fiume lunedì mattina. Com'è allora la situazione a 5 giorni dagli allagamenti? Com'è la situazione attuale? Intanto saluto tutti gli spettatori. La situazione attuale è quella di una città che sta riprendendosi nelle zone colpite dagli allagamenti e sta anche quantificando i danni, e per quanto riguarda la pubblica amministrazione, il Comune sta attivando tutto quanto necessario perché quello che è successo sabato scorso non debba più ripetersi. Abbiamo passato un fine settimana molto pesante e penso in particolare ai tanti faentini che si sono trovati costretti a dover vuotare, ripulire e purtroppo buttare anche via tanta roba dai propri scantinati e non solo, anche da civili abitazioni. Mai e poi mai ci saremmo aspettati di dover gestire in una situazione di emergenza che si preannunciava come un rischio di possibile esondazione del fiume, di dover gestire invece l'emergenza determinata dalla tracimazione delle fogne. Questo veramente come sindaco mi mortifica che nel 2014 si debba subire le conseguenze di quello che è, e lo posso affermare con determinazione, è stato provocato da non corretta gestione e manutenzione dei sistemi di tutela degli impianti fognari contro il riflusso delle acque dall'alveo fluviale. Quindi veramente il mio impegno è che quello che è successo non abbia a ripetersi e che chi ha subito dei danni venga ristorato per quello che ha subito. Ecco, abbiamo visto delle immagini delle zone più colpite, dunque sono state riscontrate delle anomalie, dei problemi alle valvole delle paratie e lei è stato chiaro, ha detto la responsabilità era la gestione della rete fognaria e quindi si deve occupare anche della manutenzione, però comunque il Comune farà la sua parte. Certamente, questo non vuole essere uno scaricabarile, però è chiaro che quando il Comune, come succede un po' in tutta Italia, ha delegato la gestione del ciclo idrico integrato, cioè tutto il sistema di gestione delle acque, dalla distribuzione nei rubinetti agli scarichi fino alla depurazione, e l'ha delegato a un soggetto, deve essere questo soggetto che assolutamente deve garantire la gestione e la manutenzione dell'intero ciclo, quindi anche per quanto riguarda gli scarichi fognari, delle paratie che impediscono il riflusso delle acque nei condotti fognari. Questo non è successo, quantomeno in alcuni casi non è successo. Lungo il tratto urbano del percorso dell'asta fluviale ci sono
se non ricordo male, 36 scarichi fognari a fiume. Di questi 36 scarichi, almeno 5 o 6 hanno creato problemi di riflusso. Mi riferisco agli scarichi all'altezza di Via Lapi, all'altezza di Via della Valle. C'è stato anche uno scarico all'inizio di Via Renaccio, guardando la parte dell'Argine verso ovest, mentre l'Argine verso Forlì ha creato problemi all'altezza di Via Ragazzini, Via Silvio Pellico, Via De Gasperi e anche presso il vecchio depuratore di Via Fratelli Rosselli. Quindi complessivamente sono stati 6 o 7 di tutto il complesso degli scarichi a fiume che ha avuto dei problemi di chiusura delle paratie. Nei prossimi giorni, venerdì, avremo un importante incontro con i dirigenti di ERA, con i tecnici, per determinare poi gli interventi conseguenti. E quindi, da un lato, tutta la problematica degli indennizzi a chi ha subito dei danni e dall'altro gli interventi urgenti per risoluzione di questi problemi, perché purtroppo il contesto meteorologico non ci aiuta. Certo. Sabato sono caduti 160 mm di acqua in un'ora sull'Appennino. In poche ore questo fiume d'acqua, sono 16 cm per in ogni punto della superficie, quindi immaginate la dimensione di acqua da smaltire. Queste situazioni provocano degli improvvisi innalzamenti dei livelli idrometrici dei fiumi e dei rii, perché a maggio il fiume non ha avuto nessun problema e abbiamo avuto il problema dell'esondazione del Rio Celle e del Rio San Cristoforo. Quindi insomma bisogna assolutamente mettere mano a queste situazioni e quindi insieme con ERA, tenuto alla gestione e manutenzione dell'impianto, chiederemo un intervento immediato di sistemazione delle paratie. Ecco, che cosa non ha funzionato invece per quel che riguarda la gestione delle emergenze? Comunque alcuni cittadini hanno lamentato l'assenza di soccorsi immediati dai vigili del fuoco, probabilmente poi impegnati in altre zone. Allora, intanto bisogna conoscere come sono andati i fatti. Non c'era nessuna allerta meteo, mentre noi veniamo continuamente tempestati da allerta. Oggi è arrivato l'allerta numero 138, sì, che informava pericoli di allagamenti determinati dalla presenza di tronchi e di rami contro i piloni dei ponti, che potrebbero fare dighe e quindi provocare innalzamenti dei livelli idrometrici. Ecco, questa allerta copre l'intera Romagna e il Limolese. È ovvio che invocare l'allerta in ogni situazione poi genera confusione, genera anche una mancanza di percezione del vero pericolo. Ma detto questo, che è il problema di carattere generale, guarda caso per sabato non era arrivato nulla. Il primo allerta, come si dice, informale, mi è arrivato per telefono alle 7:20 dal sindaco di Marradi, che molto gentilmente mi avvisava: stai attento perché qua stanotte è successo così, 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 e quindi si presume che nell'arco di qualche ora la piena che adesso è a Marradi possa arrivare giù da voi. La Protezione Civile il primo allerta ce l'ha fatto pervenire alle 10:40 circa, ed era un'allerta per rischio esondazione. Infatti noi fino alle 2 siamo stati sull'argine del fiume, abbiamo predisposto un sistema di monitoraggio con i volontari della Protezione Civile, del CISOM, un sistema di monitoraggio per intervenire immediatamente in presenza di rischi di esondazione. Il punto più critico, dove siamo stati personalmente a monitorare, è la confluenza fra il Marzeno e il Lamone, dall'isola, dal Ponte Rosso. Quello era veramente un punto che preoccupava, perché
si incrociava la fiumana proveniente dal Marzeno. Fra l'altro il Marzeno ha provocato maggiori danni del Lamone, è esondato in vari punti, ha allagato diverse case lungo il suo percorso, e la confluenza fra il Marzeno e il Lamone. E in quel punto c'era un rischio forte. Mai e poi mai avremmo pensato in quelle ore di rivivere i problemi di allagamento fognario registrati a marzo, anche perché noi avevamo ricevuto relazioni tecniche da parte di ERA che per quanto riguarda gli allagamenti che si erano verificati in marzo, in particolare in via Lapi e in via della Valle, i sistemi fognari, le paratie risultavano perfettamente funzionanti, e gli episodi di marzo erano da attribuirsi alla contestualità fra l'innalzamento repentino del livello del fiume e quindi la conseguente chiusura delle paratie e il temporale in atto che provocava quindi la necessità di scaricare le acque piovane, ma con paratie chiuse queste rifluivano indietro. Questo non era il pericolo di sabato scorso, perché a Faenza aveva smesso di piovere da oltre 5-6 ore quando è arrivata la piena. In via del tutto precauzionale io avevo fatto passare l'automobile della Polizia Municipale con l'altoparlante per allertare i cittadini di via Lapi e di via della Valle, perché a marzo, oltre al problema del riflusso dalle fogne, molte case, soprattutto quelle con le fondamenta in mattoni, avevano subito infiltrazioni importanti dalla falda, perché la falda, quando il fiume è in piena, si alza anche la falda. Quindi solo per questo io mi ero preoccupato di chi aveva già evidenziato queste criticità. Il fatto che verso l'1:30, le 2, le 2:30, a seconda delle varie strade, invece si sia registrato il tracimamento delle fogne era una situazione non preventivabile. In quel momento, fra l'altro, i mezzi di soccorso erano ampiamente dirottati sulla parte collinare, a Brisighella, a Modigliana, a Marzeno, Santa Lucia, che stavano vivendo il passaggio della piena con l'allagamento in quel caso di acque generato dalla fuoriuscita del fiume o del torrente. Ecco perché le forze in campo nelle prime ore degli allagamenti erano purtroppo limitate. Io però devo ringraziare, e l'ho fatto anche personalmente, i Vigili del Fuoco per l'impegno e la dedizione che hanno dimostrato, con personale che è stato impiegato fino a tarda notte e il giorno dopo dalle prime ore del mattino, come pure i volontari del CISOM, i Cavalieri di Malta, della Croce Rossa, che si sono prestati per dare una mano allo svuotamento degli scantinati. Veramente ho visto come il senso di solidarietà dei cittadini nelle attività di soccorso ancora una volta è veramente elevato. Ci tenevo a dare un'altra informazione. Rispetto agli allagamenti di marzo, il livello del Lamone sabato scorso ha registrato un ulteriore innalzamento. Ecco perché le situazioni di criticità delle paratie sabato scorso si è evidenziato in maniera più rilevante. A marzo il livello idrometrico si è attestato attorno ai 5,50 m. Sabato scorso il fiume è cresciuto di oltre 1,5 metri circa rispetto a marzo scorso. Ecco il motivo per cui anche via De Gasperi, via Ragazzini aveva già subito qualche allagamento in marzo, ma insomma la dimensione dell'area colpita via Silvio Pellico si è incrementata. Assessore, è troppo presto ora per fare una stima dei danni, ecco, però presto verranno diffusi anche dei moduli dal Comune per la ricognizione dei danni subiti. Allora, certamente è ancora presto per fare una stima dei danni, sia quelli patiti dal Comune ma anche e soprattutto quelli patiti dai privati.
sia la Regione per chiedere lo stato di calamità nazionale a cui aveva fatto cenno in tutta la zona, quindi non solo appunto per Faenza ma anche tutta la zona limitrofa, sia per quanto riguarda appunto eventuali risarcimenti danni da parte di ERA, comunque ci siamo già attivati, perché la Regione ci ha chiesto di fare il più in fretta possibile, perché vuole fare appunto questa richiesta urgentemente, comunque entro il mese di settembre. Per quanto riguarda ERA invece vorremmo presentare una prima stima, seppure sommaria, dei danni subiti sia appunto del patrimonio pubblico che del patrimonio privato entro più o meno il 10 di ottobre. Proprio oggi nel pomeriggio i vigili urbani hanno iniziato a consegnare dei volantini nelle buchette della posta con le istruzioni per scaricare i moduli per la richiesta risarcimento danni. È ovvio appunto che non ci aspettiamo in pochi giorni, perché devo dire che abbiamo dato un tempo molto ristretto per presentare questi moduli, perché abbiamo dato come scadenza il 5 di ottobre, quindi non ci aspettiamo una ricognizione precisa dei danni subiti, ma certamente una ricognizione sommaria. Questa serve sia al Comune sia a ERA per capire, uno, il numero delle abitazioni, delle unità immobiliari coinvolte e anche appunto l'entità sommaria di questi danni. Quindi invitiamo appunto tutti i cittadini a seguire le informazioni indicate. I moduli sono scaricabili sia dal sito internet del Comune, ovvero sono ritirabili in Comune presso il settore lavori pubblici, dove peraltro è possibile anche ricevere assistenza, soprattutto ad esempio per le persone anziane, per la compilazione di questi moduli. Grazie Assessore. Ecco, io non so se ci sono delle telefonate da casa, è arrivata comunque una mail che leggo al Sindaco da parte del signor Franco, ecco una mail molto lunga che riassumo perché purtroppo il tempo a disposizione è poco. Ecco, il cittadino chiede perché un cittadino che ha subito dei danni si deve rivolgere ad ERA, visto che il primo responsabile è il Comune. E poi ancora io come elettore le ricordo che lei abbiamo affidato un comune da dirigere, il suo compito è innanzitutto di coordinare tutte le azioni di protezione civile per meglio rispondere a questi eventi, e in parte direi che abbiamo già risposto nella prima parte della trasmissione, non so se vuole aggiungere qualcosa. No, ribadisco che il comune non si sottrae assolutamente dal suo compito e dalle sue responsabilità, siamo assolutamente coinvolti in questa azione per sostenere i cittadini, i quali potranno presentare presso di noi le richieste di indennizzo. Quanto all'impegno a coordinare le azioni di protezione civile, il mio impegno è assolutamente primario. Io non stacco più il telefono, non vado a letto col telefono spento, proprio perché sento la responsabilità di questo ruolo. Mi dispiace se nelle situazioni di emergenza non tutte le cose vanno come si vorrebbe, ma purtroppo proprio perché è emergenza non si può sempre prevedere la quantità, le dimensioni degli interventi necessari, dove indirizzarli in via prioritaria a seconda dei bisogni. Ecco, per quanto riguarda invece le bollette, le tasse sui rifiuti e sull'acqua che è stata utilizzata in grande quantità per ripulire gli scantinati, le case, ecco, è prevista una sospensione per i cittadini danneggiati? Ma di questo ne parleremo anche venerdì con i dirigenti di ERA. Devo dire che la medesima richiesta era stata manifestata dai residenti di Via Lapi, Via della Valle in marzo, e anche dai residenti di Via Ferraresa a Celle, da tutti coloro che hanno subito allagamenti nel maggio scorso. Le verifiche effettuate, verifiche puntuali sui contatori per evidenziare gli incrementi di consumi di acqua attribuibili alle attività di pulizia dopo l'alluvione, gli incrementi registrati evidenziano poche unità di euro, 10-20 euro al massimo di incremento di costo rispetto a una bolletta ordinaria. Piuttosto io credo che assolutamente dobbiamo concentrarci sulla richiesta di indennizzo a fronte
delle responsabilità che verranno accertate. Ecco, per quanto riguarda gli allagamenti ci fermiamo qui, ci torneremo se ci saranno delle chiamate da casa, perché ora volevo dare spazio ad un altro argomento. Assessore, volevo approfondire la presentazione del bilancio sociale 2013. È stato presentato un documento di 64 pagine e in questa edizione è stata data priorità, attenzione a due temi principalmente, che sono appunto il benessere e lo sviluppo sostenibile. Prego. Allora, l'abbiamo presentato sì, in conferenza stampa ieri, bilancio sociale, e dovremmo avere iniziato a riceverlo con Faenza Mi Paese, almeno un estratto di questo bilancio sociale, perché come diceva lei in realtà è un documento molto corposo, costituito da quasi 70 pagine, però l'estratto si trova appunto nella rivista e peraltro appunto un inserto staccabile e che dà un'idea di quello che è il bilancio sociale per l'anno 2013, perché come sappiamo il bilancio sociale racconta quello che si doveva fare, quindi quello che erano le linee di mandato e quello che è stato fatto e quello che è in previsione di fare. Dall'anno passato abbiamo deciso di affrontare le varie tematiche previste nelle linee di mandato. Nel 2012 abbiamo affrontato due temi, altri due temi appunto come diceva lei sono trattati nel 2013 per poi affrontare l'ultimo punto del mandato nel 2014 con anche un riepilogo di tutta quella che è stata l'attività svolta. E per quanto riguarda appunto l'anno passato, in particolare sul sviluppo sostenibile parliamo di quelle attività che sono state svolte, quindi piano sosta, bus elettrico, tutte le attività collegate all'ambiente, quindi la raccolta porta a porta e così via. Per quanto riguarda invece l'altro tema, parliamo di tutti gli interventi fatti, sia a livello culturale, mi riferisco in particolare agli interventi sulla biblioteca, sul ridotto del Masini, sia in relazione al restauro che all'utilizzo, sul Museo Malmerendi che è stato appunto riaperto alla città, è gestito da questo gruppo degli speleologi, quindi un gruppo appunto anche in questo caso di associazione molto attiva, e per arrivare appunto a tutto quello che sono le politiche sportive, in particolare appunto Faenza passo dopo passo e così via. L'approccio che si vuol dare è un approccio diciamo di interazione con il cittadino, tant'è vero appunto che è possibile lasciare commenti in merito al bilancio sociale, se è stato gradito oppure no, ma anche rispetto a quelle che sono le attività che nell'anno 2013 sono state poste in essere, quindi commenti positivi, negativi, osservazioni, suggerimenti che ovviamente appunto verranno raccolti dall'amministrazione. Grazie Assessore, ci dovrebbe essere un telespettatore in linea, una chiamata se non sbaglio. Pronto? Sì? Sì, buonasera, chi parla? Buonasera, sono Pedersoli Mario. Buonasera Mario, sì, prego faccia la domanda, poi ecco, se può lasciare poi la linea libera per eventuali altre chiamate, poi il sindaco le risponderà naturalmente, prego. Io ho un'azienda in via Uccellina e il fiume Marseno ha sterripati in diversi punti lì da me, mi sono trovato con 2,5 metri d'acqua in azienda, tirandomi via tutta l'attrezzatura di tutto e di più. Ho chiamato i pompieri la domenica mattina, sono venuti, si sono messi le mani nei capelli e sono andati via perché non sapevano da che parte prendersi. Sono venuto in comune, sono andato da Genio Civile, sono andato dai vigili urbani, sono dappertutto, alla Coldiretti, abbiamo fatto di tutto e di più, non si è visto una persona, a venire a vedere. Abbiamo qua il fiume strarippato, argini rotti in diversi punti, che se comincia a piovere siamo da capo un'altra volta, cioè è una vergogna, veramente. Grazie. Ecco, l'abbiamo detto in apertura di questa difficoltà nella gestione appunto dell'emergenza e insomma non so se... Io conosco la situazione dell'azienda del signor Pedersoli, non sapevo il suo nome ma
Io sono passato da via Uccellina il sabato pomeriggio, quando era ancora in corso un livello del Marzeno abbastanza elevato, la strada era chiusa e non praticabile. Ed ero personalmente al comando dei Vigili del Fuoco quando è rientrata la squadra, che è venuta a cercare di recuperare, se non ho capito male, il trattore rovesciato sull'argine del fiume, e che non sono stati in grado in quel momento, a causa il terreno impraticabile, non sono stati in grado i Vigili del Fuoco di recuperare il mezzo. Da quello che ho capito dai vigili, in quel tratto è crollata l'argine del Marzeno, e quindi occorrerà assolutamente un intervento importante, intervento che è di competenza del servizio tecnico di bacino, ossia il Genio Civile, è uno degli enti della regione Emilia-Romagna, intervento per il ripristino di questo argine, per evitare nuove inondazioni. È chiaro che sono lavori che non si eseguono nell'immediatezza dell'evento, devono essere programmati, peraltro non si riesce neanche a accedere causa il fango in questi primi giorni sul luogo in questione, però la situazione è monitorata. Ho ricevuto proprio oggi da una delle associazioni agricole, non so se è la sua, l'elenco di tutte le aziende agricole colpite, e quindi insieme alla provincia di Ravenna, perché poi la competenza per quanto riguarda le aziende agricole è della provincia di Ravenna, ci stiamo attivando nei confronti della regione per ottenere tutti gli interventi necessari dal punto di vista economico e per quanto riguarda la sicurezza per il ripristino degli argini. Ecco, purtroppo il tempo a disposizione è veramente poco, stiamo passando un po' da un argomento all'altro. Io per chiudere, poi torneremo sicuramente anche la prossima settimana a parlare dei problemi legati al nubifragio nel territorio di Faenza. Io però per chiudere volevo ricordare con l'assessore, tornando al bilancio sociale, un appuntamento che riguarda naturalmente il bilancio. È prevista proprio per domani mattina l'inaugurazione della nuova ala che riguarda la scuola Carchidi Ostrocchi. Ecco, un appuntamento importante. Certamente un appuntamento importante. Allora, domani andremo ad inaugurare la seconda e terza sezione di scuola materna all'interno del complesso Carchidi Ostrocchi. L'anno scorso avevamo inaugurato la prima sezione, quindi solamente una classe era stata aperta. Quest'anno invece appunto le aule saranno 3, più ovviamente appunto la cucina, un'altra aula e così via. È un intervento molto importante perché consente di azzerare la lista di attesa in un quartiere peraltro molto che necessitava di questo intervento. Il complesso Carchidi Ostrocchi nel corso dell'estate, sia l'estate scorsa che quest'estate, è stato oggetto di interventi molto importanti. Questo sarà il primo appunto che andremo ad inaugurare, e poi successivamente andremo ad inaugurare anche l'ampliamento delle scuole medie, delle scuole Strocchi, che ha consentito la realizzazione di nuove aule per gli studenti e poi di una nuova mensa che può ospitare oltre 500 bambini, e che lunedì, diciamo, purtroppo eravamo impegnati in altre incombenze appunto collegate all'alluvione, però a partire da lunedì tutti gli studenti del complesso Carchidi Ostrocchi hanno potuto accedere a questa nuova mensa, quindi i lavori si sono svolti secondo le tempistiche previste. C'è ancora qualcosa da fare, contiamo di terminare il tutto per il mese di ottobre e poi andare a inaugurare anche l'ampliamento delle Strocchi.
Allora chiudiamo con questa bella notizia, perché il tempo a nostra disposizione è terminato. Vi ricordiamo che la trasmissione Il Sindaco Risponde torna mercoledì prossimo in diretta a partire dalle 20 sui canali 17 e 71 del digitale terrestre. Vi ricordiamo ancora una volta i nostri contatti, potete anche in settimana inviare eventuali messaggi o mail a diretta.tele1@d-tv.net oppure i vostri sms al 348 65 80 524. Grazie ai nostri ospiti, grazie a voi per averci seguito, buona serata a tutti.